Benvenuto in questa sessione guidata di tracciamento somatico, dove andremo a riprogrammare la tua mente conscia e inconscia per rilassare corpo e mente. Se soffri di dolori persistenti, cronici o di ansia, questa sessione ti sarà di particolare beneficio. Io sono Alessio Veneziano, terapista e fondatore di Veneziano Therapy e del metodo Neurobalance. Se vuoi saperne di più sui miei programmi, i miei videocorsi o le mie sessioni di Tracking Meditation, ti invito a guardare il link in descrizione di questo video. Partiamo con la meditazione e la sessione di oggi. Trova adesso un luogo confortevole dove puoi sdraiarti, sederti. Adesso chiudi gli occhi e concentriamo l'attenzione semplicemente al tuo respiro. Nota come entra e esce l'aria dalle narici. Non cercare di cambiare il respiro in alcun modo, semplicemente nota come entra ed esce dalle tue narici. Sii curioso sul tuo respiro, su come entra ed esce, sul ritmo, sull'aria fresca che entra dalle narici. Non cercare di cambiarlo in alcun modo, semplicemente rimani interessato a questo ritmo naturale di respirazione. Come se dovessi guardare le nuvole che si spostano nel cielo. Nota adesso se c'è qualche tensione nel tuo corpo o senso di ansia. E se questo c'è, nota dove si trova questa tensione o ansia nel tuo corpo. Magari nel torace, magari nell'addome, o magari nelle spalle, ovunque essa sia. Semplicemente nota la posizione in questo momento. Osserva questa tensione come se stessi osservando delle nuvole nel cielo che si spostano con il vento e la corrente. Questa tensione è causata dal tuo cervello, il tuo corpo è perfettamente sano, non c'è nulla di sbagliato nel tuo corpo, è appunto il cervello che crea tensioni attraverso appunto questi sintomi dati da ansia, stress. Osservando quindi come queste tensioni si trovano nel tuo corpo, come se fossero delle nuvole che viaggiano nel cielo, stai dando dei segnali di sicurezza al tuo corpo. Non cercare di controllare queste nuvole o queste tensioni, questo non farà altro che aumentare quella tensione. In questo momento puoi solo osservare quella tensione, come se sia il tuo respiro. Sappi che non c'è nulla di sbagliato nel corpo. Osservare con distacco, senza paura e senza preoccupazione. Non importa se queste tensioni peggiorano, cambiano o scompaiono. In questo momento stai solo osservando nuvole del tuo corpo. Senza preoccupazione, senza paura.
senza ansia di cambiarle o di farle andare via. Nota come queste sensazioni stanno cambiando nel tempo, e se non stanno cambiando va bene lo stesso. Sii presente su cosa sta succedendo in questo momento nel tuo corpo, con distacco, senza nessuna paura, senza preoccupazione, perché il tuo corpo è perfettamente sano. Nota come in questo tempo, in questi secondi, in questi minuti, queste sensazioni nel tuo corpo stanno cambiando e magari stanno comparendo in altre parti del tuo corpo. Magari dalla spalle queste tensioni vanno verso lo stomaco, o magari dal collo vanno verso le spalle. Qualsiasi cosa succede, presta semplicemente attenzione a questo cambiamento, perché ci sarà questo cambiamento, ci saranno queste sensazioni che shifteranno da un posto all'altro. Prima o poi questo accadrà. Sii interessato e curioso su come queste sensazioni navigano nel tuo corpo e nota come adesso che stai guardando queste sensazioni, la tensione è come se cambiasse in qualche modo. Quindi stai capendo che queste sensazioni sono causate dal tuo cervello, dal modo in cui respiriamo, dal modo in cui pensiamo al nostro corpo. Infatti in questo momento non ti trovi in una situazione di pericolo, sei in una situazione di sicurezza. Quindi queste sensazioni in questo momento non importa se vanno via o se rimangono, stai solo osservando cosa succede al tuo corpo e in questo momento stai allenando il tuo cervello ad accettare queste sensazioni come sicure, come normali. Stai solo guardando e osservando il tuo corpo in questo momento. Cosa sta succedendo adesso a queste sensazioni? Stanno cambiando? Prenditi qualche secondo per capirlo. E osserva dove stanno andando. Magari dell'altra tensione o disagio sta comparendo nel corpo in questo momento e va bene così. Nota semplicemente dove questa tensione o questo disagio appare e seguilo, o al contrario magari questa tensione o disagio scompare perché queste nuvole nel tuo corpo, queste tensioni, queste preoccupazioni stanno pian piano svanendo e lasciando il tuo corpo. Devi sapere che è il tuo cervello a creare queste sensazioni e che non c'è nulla di sbagliato nel tuo corpo. Nota queste sensazioni senza paura e senza preoccupazione. Stai bene. Non cercare di cambiare queste sensazioni. Semplicemente aspetta che lo facciano loro e rimani curioso di vedere cosa succede.
presta attenzione alla zona del corpo che adesso non ti dà particolari sensazioni. Una parte del corpo, diciamo, neutra. Impara a prestare attenzione su questa parte nel corpo, che può essere magari alle gambe, ai piedi. Nota cosa succede in quella parte del corpo. Continua questo processo di notare cosa sta succedendo in quella parte del corpo. Magari senti dei formicoli, del calore, magari senti quella parte fredda, immobile. In questo momento stai allenando il tuo cervello a reagire meno alle sensazioni del tuo corpo. Stai allenando il cervello a sperimentare queste sensazioni, qualsiasi esse siano, senza paura e senza preoccupazioni. Sei sano, sei forte, ti senti al sicuro adesso. Concentrati sul tuo respiro nuovamente. Inspira ed espira dalle narici. Inspira aria fresca e rigenerante ed espira aria calda e sporca che sta uscendo dal tuo corpo adesso per fare spazio a un nuovo modo di pensare, ad una nuova programmazione di te stesso. Respira con gentilezza verso te stesso. Respira con forza. Respira con questo senso di gratitudine per essere qui ora a prenderti cura di te. Ringrazia te stesso per calmare il tuo cervello e puoi ripetere questo esercizio da solo durante il giorno, durante i giorni successivi, per riprogrammare la tua mente conscia e inconscia che ti trovi in uno stato di calma e controllo. Più fai questo esercizio, più il tuo corpo si riprogramma che si trova in una situazione di calma e controllo, così che i tuoi sintomi possono essere diminuiti drasticamente nei prossimi giorni. Quindi stai spostando il modo in cui il tuo cervello reagisce alla paura, all'ansia, lo stai spostando verso la calma. E più si trova in calma e in pace, e più questi sintomi tendono a svanire. Ma se arriveranno, sai che puoi ritrovare la calma, la pace interiore attraverso questo esercizio, questa meditazione. Per adesso è tutto, puoi riaprire gli occhi e continuare la tua giornata con calma e benessere. Io sono Alessio Veneziano, terapista di venezianotherapy.com. Se sei interessato o interessata a un percorso guidato con altri esercizi molto potenti di riprogrammazione del sistema nervoso, ti invito a guardare il link in descrizione di questo video. Buona giornata.